Siamo pronti, regia? Quasi. Siamo pronti? Ok, 1, 2, 3, via. Ciao, buonasera. Scusate cari telespettatori per l'altra volta che mi sono io di cussa, ma voi mi capite che c'era mio suocero in linea che mi rompeva il cazzo. Comunque per chi mi vede o mi sente per la prima volta, io sono sempre mago un braccio a parete, chiedo che siamo chi soldi dei femminili e se non ci credete io ci muco magari vostri mariti. Comunque da questo momento sono a vostra disposizione e vi do il nuovo numero di telefono perché l'ho dovuto cambiare per motivi familiari. Vi do anche il prefisso che è sempre Chiro 0095 per cui mi chiama fuori di distretto e il numero è 616161 o allora potete anche chiamare all'1616166 basta che mi chiami tutti i giorni, escluso la domenica perché mangio di mie suocere. Chi vuole un consulto anche di presenza può venire nello studio, vi do anche l'indirizzo nuovo che si trova in via Mangia Succhi e Viva a Faccito. Li ricevo tutti i pomeriggi dalle 4 alle 9. Non venite tanto dato perché lasciate a nicchio oscuro e tutta fosse. E fosse manco usutate. Comunque, dato che adesso vi ho detto un sogno, un sogno, un stai, un vai, potete anche telefonare. La regia mi fa segno che ci sono tante telefonate e questo mi fa veramente piacere, cari amici. Vuol dire che ancora mucunate e vi ringrazio di cuore. Passiamo alla prima telefonata. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Sono Giovanni dell'Ineri. Cosa vuoi sapere, Giovanni? Dato che lei è mago, perché non mi scrivi una bella schedina? Giovanni, Eh? ma tu sai perché io sogno che? Capisci in sé le cose, no? Giovanni, si vede che non capisci un cazzo. Sei contento? Ciao, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Sono Anna, E da dove mi chiami? Anna. da Villaggio Sendeide. Ah, telefoni da vicino. E cosa vuoi sapere? Se mi spetto con mio marito. E su te spatti che sto su cazzo tua mia che mi conti. Sei contento? Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Su safari di un niente che ti mangi ti fai i soldi, bastardo. A come non c'è che un mondo? Scusate perché a volte arrivano anche queste telefonate. Comunque. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Sono Lucia. Mi fa piacere. Cosa vuoi sapere? Se il mio segno va d'accordo con quello del mio fidanzato. Tu di che segno sei? Sono Acquario. E lui? Vergine. E tu quanti anni c'hai? 28 ce n'ho. Ah, bella pellusa sì. E il tuo fidanzato? 48. Ah, faccio duca. Comunque, mi ha detto che è vergine lui. Sì. E Lucia, uno che ha 48 anni, ancora è vergine, murisce uno che ha chi veramente. Signor Mago, ma i nostri segni andranno d'accordo? Ma certo che io d'accordo. E anzi, ti sicuro tu hai chiesto un pezzo. E che succede? Che ti resta per cappata. Ciao, sei contento? Abbiamo ancora telefonato. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Non ho capito chi sei. Parla più forte che non ti sento. Ah, ora ho capito chi sei. Ora si sente che sei sempre più bastardo di prima. Io conosco con non tu dici. Scusate, purtroppo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Mi chiamo Flora. E cosa vuoi sapere, Flor? Senti, siccome domani sono invitato in una festa di tucchi per di logni, chi fai? Ma ti vedo? Flor, sono andato di vedi che tu che domenica alla playa c'è la fiera dei scecchi, sei contento? E passiamo all'altra telefonata. Pronto? Ciao, buonasera, chi sei? Finalmente ho preso la linea. Ah, mi fa piacere, sei stato fortunato. Sono 4 giorni che lo cerco. Ma io la trasmissione la faccio solo di sera. E difatti, mentre cambiavo canale, ho visto la sua immagine e ho telefonato subito. Bravo, e cosa decide? Che lei domani mattina, massimo alle 9, deve venire urgentemente in banca, perché allora noi ci protestiamo 3 assegni. Sta premura, ciao. Meglio ora come Sky, l'aspetto, mi raccomando. E vabbè, domani ci vediamo, lo fichitairo, se mi telefono accanto allo studio. Marico, se ora aspetta a mia, che su faccio aspettare come aspetta.
Ma, passiamo all'altra telefonata. Au! Non c'ho ido. Ma allora non ti abbastanno che ti E io non ci rispondo. E non ci rispondo. Pronto, non mi sento, fai un l'indiano. Ma che si aggiustava a televisione, si aggiustava. Ti stai ricogliendo i muovi. I catti! Scusate telespettatori, Pronto? ormai siamo in ritardo, sono quasi le 11 Pronto? e non posso più accettare telefonate. Buffone! Figlio telefono, Ci vediamo alla buffone. prossima volta. Voi tanto sapete che sogno, che non sogno, Yes. che faccio, che non faccio, se aspetto, su Chi scappo. soldi può Cari dire che ascoltatori, stiamo? ciao, buonasera. Camukuna, mukuna si fa i fatti so. Pronto? Ciao, buonasera. Pronto? Pronto? È chiusa la trasmissione. Pronto? Ora posso parlare tranquillo. Pronto? Senti, ma fare un cazzo do piacere, che quando sogno che sta facendo la trasmissione, tu non mi rompi a me cuglio, ha capito? Aspetti, ti passano mica che ti canteresa, a cuocchi. Io non mi ricordo, capisci? A cuocchi ti canto con me. Ma allora c'hai sempre la testa malata. Ah, l'hai malato, non solo che ti rogni a mangiare a te e tuo figlio. Ma io non mi ricordo. Io non te ne vai. Sotto l'acqua da marina, eh? A te non ti interessa. Unne. Sto conto a te, io non ti la dare. A cuocchi ti metti in merda. Ah, fatti tagliare fai, che siamo stisso, non canci mai. Ah, non mi rubo cazzo. Lo sai che sei? A truma. Lo sai che sei? Ah, voglio parare. Bastardo! A rispondi. Mi lascia sto telefono aperto. Bastardo!